Ecco, rieccoci insieme, ben ritrovati. Allora, siamo in studio, vi presento subito i nostri interlocutori perché in questa serata avremo modo di spaziare in un abbinamento tra medicina e sport. Sport ad altissimo livello, a livello agonistico, con dei grandi campioni del presente e lo sono stati anche in passato, ma campioni che poi sono diventati anche campioni della medicina, perché abbiamo scoperto che chi si occupa di medicina ha praticato anche lo sport, e lo facciamo anche supportati da un ausilio, un qualcosa di estremamente tecnologico ma molto piccolo, quindi la nanotecnologia, e parliamo di Tau Patch. Quindi ben ritrovato Fabio Fontana, grazie di essere qui con noi. Dottore in scienze biomediche honoris causa, esperto inventore della nanotecnologia Tau Patch applicata alla medicina, amministratore e fondatore di Tau Technologies, coautore del libro Approccio multidisciplinare alla posturologia. E di posturologia parleremo perché è legata anche agli aspetti odontoiatrici, quindi alla salute dei nostri denti, ma tutto è correlato, ne abbiamo parlato più volte, perché con noi c'è da lontano ma ben presente il dottor Giuliano Angeloni. Grazie di essere qui con noi, dottore. Grazie a voi, buonasera a tutti. Odontoiatra, protesista dentale, da tantissimo tempo peraltro collabora con l'Istituto di Scienze e Medicina dello Sport a Roma, dove si occupa di diagnosi e terapia delle disfunzioni cranio-mandibolari posturali, e questo ha una stretta attinenza, vero dottore, con chi pratica delle attività sportive, ancora di più se a livello agonistico. Esatto, gli atleti sono esseri umani, anche loro hanno le disfunzioni dell'apparato dentale, come hanno disfunzioni di altri recettori, quindi noi cerchiamo nel nostro intento di riequilibrare bene il sistema in maniera olistica, dando la possibilità di raggiungere la massima performance. Per la massima performance anche sotto l'aspetto fisico, anche se non sempre poi i dottori sono ascoltati, però c'è il professor Alberto Lomeo. Ben ritrovato professore, grazie di essere qui con noi in studio. Medico specialista in chirurgia cardiaca, chirurgia vascolare, cardiologia, primario ospedaliero dal 1993 al 2015, responsabile medico scientifico di Tau Patch. È stato campione olimpico di sci nautico e in Serie A con rugby, quindi un ex sportivo di Serie A. Ben ritrovato. Sì. Per me lo sport è stata una parte estremamente importante della mia vita, della mia formazione e oggi mi aiuta a occuparmi della Tau Patch nell'ambito sportivo, perché l'esperienza personale è insostituibile. Infatti è molto importante, ma soprattutto perché lei sa cosa vuol dire essere sotto tensione per conseguire un risultato ad altissimi livelli e sa cosa implicano certe dinamiche. Chi le dinamiche poi le deve attuare sono gli sportivi. Allora ce n'era veramente un parterre ricchissimo di sportivi che doveva venire qui con noi in studio, ma non ci stanno tutti, però abbiamo preso fior da fiore, vero Fabio Fontana? E allora abbiamo il piacere di avere qui con noi Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, un bel applauso fate un bel applauso a voi che ci siete, perché veramente meritevole. Allora, una carriera eccezionale, perché è un ex ciclista su strada italiano, quindi è importantissimo, professionista dal 2004 al 2016, in carriera ha vinto il Giro delle Fiandre nel 2007, primo classificato peraltro, terzo classificato alla Parigi-Roubaix, fatta 3 volte tra l'altro. Sì, no, l'ho fatta molte volte, 3 volte sono arrivato a podio col terzo posto, sì. Quindi ha avuto un ottimo risultato. Poi il 28 settembre del 2008 è il giorno del suo successo più importante, perché vince il campionato del mondo in linea sul circuito di Varese, niente po' di meno. Complimenti. Inizia la carriera a 8 anni, quindi giovanissimo, tra i punti giovanissimi di Lucy Giorgione, colleziona 13 vittorie in 6 stagioni, 4 da Under 23 e 2 da Elite. Insomma, poi abbiamo una schiera di risultati conseguiti, perché non ve li dico neanche, ma saranno una ventina, quindi assolutamente complimenti. Attualmente professionista, continua ad allenarsi in tante discipline sportive, ma non pratica più a livello agonistico. No, diciamo che sono rimasto all'interno del mio ambiente con varie attività, in particolare anche facendo da ambassador a più brand, tra i quali anche Tau Patch, e logicamente sono orgoglioso di essere qui questa sera perché è un apparecchio che continuo ad usare con molto volentieri, perché mi dà anche molti vantaggi. Ecco, il peccato di non averlo avuto negli anni quando ero professionista, magari qualcosa in più sarebbe arrivato.
Infatti, questa è un'altra cosa. C'è qualcuno che l'ha usato di recente, dopo chiederemo delucidazioni a Fabio Fontana. Altro applauso, Pietro Lunardi, grazie di essere qui con noi, atleta, Buonasera, pilota, grazie. motospecialista enduro. Facciamo un applauso perché non abbiamo la clap qui, però insomma ci vuole, perché anche Pietro Lunardi ha un curriculum eccezionale. Atleta professionista, specialità mountain bike, MTB con 50 vittorie master, 8 vittorie assolute, 4 di categorie elite e 3 top 10 mondiali UCI, pilota moto specialista enduro, primo posto alle regionali del Trentino, secondo alle regionali del Veneto, secondo al trofeo KTM over 40 e settimo al campionato italiano Major. Tecnico maestro ciclismo, atleta di triathlon, anche arrivato quarto ai mondiali, quindi non solo ma anche, complimenti veramente. Grazie. Quindi 2 discipline, sempre con le ruote, però diverse, ma due discipline. Da una sì. parte forza muscolare importante, dall'altra grande equilibrio e capacità fisica di Infatti mi si è resistenza. dovuto trasformare un po' il fisico da ciclista a motociclista, Infatti. perché sono due fisici un po' diversi, però è un obiettivo che avevo in mente e ci sono riuscito insomma bene. Però c'entra ugualmente avere un supporto per l'attività che pratica adesso? Beh, come diceva Alessandro, mi dispiace non aver provato anch'io i dispositivi con Fabio quando ancora anch'io correvo in mountain bike, perché per conto mio io l'ho sentito tantissimo la differenza sia sul recupero e sia anche sulla forza fisica. Quindi mi dispiace quando non correvo in mountain bike non aver provato i dispositivi. Adesso che sto facendo questo sport che è completamente diverso, sento la differenza sul recupero, come dicevo prima, e sulla forza fisica. Basta, sono due sport diversi. Sì, non si può. Dopo ci racconterà anche il recupero fisico perché è importantissimo. Anche post-intervento e post-infortunio? Infatti volevo chiedere se si poteva dire che ha avuto un intervento. Sì, ho avuto un intervento 3 mesi fa esattamente, alla spalla, al sovraspinato e al capolungo. Dovuto a un incidente? Dovuto a parecchi incidenti, parecchi caduti in moto, perché in moto si cade molto spesso. Cadendo 1, 2, 3 volte si è rotto il sovraspinato, dove che sono di sudare tantissimo, scusami. No, ma adesso chiediamo anche di contribuire. Sono una gronda, su. Se si può tagliare un attimo, si può tagliare? No. No, hanno acceso la luce, hanno acceso l'aria in modo importante, quindi possiamo continuare tranquillamente. Quindi tu in diretta farò? No, certo, sì. E Fabio Fontana, è l'emozione dell'essere in trasmissione a TV7, dai, ci sta. Djokovic, mi risulta che è un campione in essere, che sta provando, perché diceva, peccato, giustamente, lo dicevano, peccato che non abbia potuto usufruire in passato, però c'è chi invece l'ha fatto tuttora, l'abbiamo visto in video e tutto, non sto raccontando niente di segreto, perché c'era il Taupaccia appiccicato. Abbiamo appreso anche noi dai giornali di tutto il mondo, come possiamo vedere nella clip, che in diretta mondiale, a uno dei tornei più famosi a Roland Garros, adesso tireranno fuori anche l'immagine che vedremo, Sport applicato sul petto di Novak Djokovic, e quando in conferenza stampa gli è stato chiesto cosa fosse quel bottoncino, ha risposto che si tratta di nanotecnologia, che è un grande segreto della sua carriera, insomma, che gli permette di dare il massimo. E quindi noi l'abbiamo appreso da queste immagini, si vede chiaramente che è il nostro dispositivo, l'hanno riconosciuto anche diversi giornali internazionali come il The Sun inglese per primo e poi altri, e quindi è stata una grande gioia vedere un campione di livello così, insomma, il dio del tennis, personaggio straordinario, indossare in maniera così fiera nei tornei questa tecnologia. Ecco, allora, siccome anche qui giochiamo la forza fisica, la resistenza, ma anche la postura, quindi interpellerei i due medici. Prima vorrei sentire un po' collegato qui con noi, perché giustamente, essendo un po' fuori campo, può avere anche più difficoltà in mettersi. Però, dottor Angeloni, questo fatto di avere un equilibrio maggiore, una ripresa, come diceva anche il nostro atleta, molto più rapida, poi vediamo anche i risultati conseguiti in competizioni di grandissimo impatto. Che ruolo viene ad avere quindi anche dal punto di vista fisiologico, che tipo di reazioni lei riscontra e che beneficio ne traggono gli atleti? Qua stiamo parlando di attività sportive, quindi ci focalizziamo in questo.
Allora, guardi, per la mia esperienza, un atleta è come paragonabile a una macchina di Formula 1, è molto sofisticato e ha bisogno che tutti i sottosistemi rendino al massimo. Basta che una delle piccole variabili non funziona bene, ecco che il rendimento di quell'atleta viene a cambiare. Quindi, per la prima volta siamo riusciti in questi ultimi anni a gestire gli atleti non soltanto da un punto di vista posturale e basta, che già era tanto per loro, perché andare a eliminare le patologie da sovraccarico vuol dire fargli risparmiare energia e soprattutto evitare che possa insorgere il dolore. La nostra esperienza con la nanotecnologia Tau Patch è stata quella di lavorare effettivamente sul funzionamento del collegamento tra il software e il corpo. Quindi noi riusciamo a migliorare l'equilibrio posturale, l'equilibrio metabolico e energetico dell'atleta, lavorando su colui che gestisce tutto, cioè il nostro cervello, migliorando questa comunicazione. I risultati sono stati molto interessanti, anzi direi proprio eccezionali, e la cosa più bella è che tutto è avvenuto in maniera naturale, cioè è il software che mette a posto e trova un nuovo equilibrio a quell'atleta. Io lo interrompo un attimo, riprendiamo un po' il filo da qua, software. Dottor Fontana, per chi non dovesse conoscere ancora questo software, questo micro apparecchio, ci dia due delucidazioni al riguardo, così dopo ci riallacciamo col dottore, perché magari noi diamo per scontato certe cose e non tutti hanno seguito i nostri approfondimenti. No, è nata questa tecnologia da uno studio di tantissimi anni e da una banca dati medica importante che esisteva sull'uso della luce e del laser come terapia. E solo che erano terapie che erano confinate all'uso all'interno di un ambulatorio, quindi un atleta, ma come chiunque avesse un disturbo, poteva essere trattato con il laser solo in un ambiente chiuso per pochi minuti. Abbiamo avuto l'idea, ho avuto l'idea di utilizzare le più moderne nanotecnologie, in questo caso dei nanocristalli che si chiamano Quantum Dot, per combinarle insieme e ottenere un dispositivo, un piccolo microchip di 16 mm di diametro e veramente più sottile di mezzo millimetro, che si applica al corpo e si può portare continuativamente. Quindi in questo modo l'atleta o il paziente può avere questa terapia luminosa, questa terapia laser sui punti nevralgici del corpo continuativamente, anche 24 ore su 24. E quindi questo ha rivoluzionato completamente quello che sapevamo prima fosse il limite della medicina, della riabilitazione, ma anche dell'engrammazione, quindi del mettere in memoria un gesto atletico e nel perfezionarlo. Questo è esatto, qua vediamo che è incominciato nel 2012 sì. Le prime applicazioni sperimentali, sì, in qualche modo perché fino al 2012 era sperimentazione pura di laboratorio. Il primo prodotto esistente, anche la messa in commercio, è avvenuta nel 2012. Lo scopo era aiutare la performance neuromuscolare senza sostanze chimiche, quindi senza doping, no? Infatti come vedete è certificato anche antidoping il dispositivo, perché non fa niente di particolare, non dona al corpo delle sostanze di cui ha bisogno, aiuta con questa stimolazione luminosa il sistema nervoso a funzionare meglio. Ecco, chiedo supporto al dottore, esatto, perché ci serve un ulteriore passaggio. Io credo che sia importante per il pubblico cioè partire da un discorso di base. La prestazione, la performance è influenzata di qualunque sport dalla destrezza, quindi la tecnica, eccetera, dalla forza muscolare e dalla componente cardiovascolare, che è importantissima. Le faccio un esempio: se lei viene in trasmissione nervosa con la frequenza alta, sarà meno performante che se invece viene qua calma e tranquilla. Quindi la destrezza viene enormemente aiutata da questo dispositivo, perché migliora la postura, perché aiuta la simmetria del corpo e quindi e soprattutto migliora la trasmissione tra il cervello, come ha appena detto il dottor Angeloni, e i nostri muscoli. Poi, per quanto riguarda la forza muscolare, lo stesso ragionamento: noi sprechiamo tantissima energia nell'essere in bolla, cioè di essere simmetrici, con la postura corretta, eccetera, eccetera. Se qualcosa ci rende
perfetti da questo punto di vista, consumiamo meno energia e possiamo utilizzare l'energia muscolare per migliorare la nostra performance. Tutte queste cose combinate insieme sono un poco il motivo per cui questi dispositivi danno un enorme. Poi per quanto riguarda la componente cardiovascolare, lì il discorso è stato da noi in vari studi dimostrato. Questi dispositivi abbassano la frequenza di base dello sportivo e diminuiscono l'aumento di frequenza durante lo sforzo. Questo si traduce in maggiore resistenza, maggiore performance e un recupero più veloce e più efficace. Assolutamente. Posso chiedere all'atleta, a entrambi, però intanto comunque pratica ancora lo sport, quindi anche sì, molto. Magari esatto. Ha riscontrato effettivamente che bisognerebbe prendere il cerottino, toglierlo e mettere una differenza? Allora, logicamente stiamo parlando di ciclismo, è uno degli sport più duri, voglio fare questa premessa perché è uno sport di endurance dove un atleta rimane in bici anche per 5-6 ore. Appena finito il Giro d'Italia, stavano correndo il Tour de France, corrono per 21 tappe in 3 settimane, quindi con solamente 2 giorni di recupero. È uno degli sport più massacranti, dove un piccolo particolare può fare la differenza. Io posso dire questo, che quando ero in attività e non conoscevo Tao Pace, perché purtroppo Fabio l'ho conosciuto solamente 5 anni fa, se non sbaglio, ero costretto ad andare dall'osteopata, dal chiropratico, per mettermi in assetto, perché è importante essere dritti quando si pedala per non avere discompensi muscolari, quindi di non creare... C'era la richiesta di un'esigenza? Sì, anche per non creare problemi alle articolazioni stesse, quindi evitare tendiniti. E logicamente io facevo questo, lo facevo costantemente, andavo ogni 3 settimane, quindi ogni 20-25 giorni ero costretto ad andare dall'osteopata, come ero costretto anche molte volte a utilizzare dei plantari per avere l'appoggio giusto, corretto, cose che adesso sono riuscito totalmente ad eliminare con l'utilizzo di questo piccolo cerottino. E diciamo che anche quando ero in attività non era sempre possibile, perché ero tanti giorni all'estero, non era sempre possibile andare dal mio osteopata, e quindi avevo sempre dei momenti in cui pedalavo e non ero, come si suol dire, in bolla, e quindi non mi sentivo molto bene. E invece adesso è proprio quel classico pezzo che quando esci da casa e non ce l'hai senti proprio che manca quel qualcosa, e quindi torni indietro per metterlo al punto giusto e per ripartire. Oltre a questo, come ha detto il dottore prima, è uno strumento che ti abbassa la frequenza cardiaca, quindi andiamo a pensare a una gara di un giorno di 5 ore dove magari anche togliendo solamente un battito al minuto, cosa puoi risparmiare nelle 5 ore, quindi cosa puoi trovarti in più come riserva nello scatto finale per una semplice volata o per affrontare una salita. Quindi diciamo che è il classico strumento che veramente oggi, dove si guarda veramente tutto, dall'alimentazione all'aerodinamica, può veramente fare la differenza. E se mi consenti, vorrei che passasse il messaggio corretto relativo a questo. Se noi prendiamo un atleta che non è in forma o non è un bravo atleta e gli mettiamo addosso anche 50 dispositivi, resta un pessimo atleta. Ma laddove gli atleti sono lì dove si guarda appunto il dettaglio, fa la differenza. Ma la differenza non la fa dire: io non ho mai usato questa tecnologia, domani ho una gara importante, oggi metto il dispositivo, domani vinco. No. Anzi, Tao Pace funziona quando è applicato su un atleta seguito da un professionista e quando si fa un percorso con l'uso della tecnologia, cioè non è un doping di performance che lo metto al momento per avere la spinta in più, è un lavoro che si fa nel modificare, nel riequilibrare un assetto neuromuscolare, una postura, un'ingrammazione del gesto, e quindi è l'uso continuativo del dispositivo che fa sì che poi quando ci sarà la gara o l'allenamento successivo renderà in più. Non perché lo metti la singola Bravissimo, ha volta. fatto bene a precisare Le questo. faccio un esempio. Aspetti, dottore, che è Prego. importantissimo il suo esempio, è importantissimo anche l'intervento che adesso dovrà fare anche Angeloni, però c'è la pubblicità che incombe, quindi noi li teniamo in suspense i nostri telespettatori, dovete sentire pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme.